Buongiorno da Porto Tolle, parte oggi la prima tappa del Giro del Veneto, 29esima edizione. Parte qua dalla frazione di Cavenier, tutto è pronto, il programma della manifestazione sportiva prevede poi il passaggio per Carzuliani e l'arrivo in via Matteotti a Catipolo. E quindi adesso seguiamo i protagonisti, vediamo un pochino alcune partenze di questa straordinaria giornata, caldissima, ma comunque prima tappa del Giro del Veneto, 29esima edizione. Ti ricordi Cordioli, va bene? Cordioli, numero? Prima tappa, ci vuoi spiegare come si svilupperà la giornata, quante squadre ci sono presenti? Allora, 25 squadre, un cronometro di 18 km, cronometro squadre, e poi ci sarà l'assegnazione delle maglie. Il miglior tempo vestirà la maglia di leader della classifica, il primo che passa sotto il traguardo, e via via tutte le altre maglie, compresa l'ultima squadra che sarà maglia nera del Giro. Ecco, è una gara internazionale? No, nazionale. Nazionale. Comunque ci sono anche squadre straniere. Riservata agli elite e under 23, quelli che poi passeranno professionisti il prossimo anno. E di dove sei tu? Io sono danese, da Danimarca. Parli bene l'italiano, bravo. Grazie, grazie. Grande. Tu italiano, anche tu danese? No. Italiano? Sono svizzero. Svizzero? Sì. Orfeo Casolari è un team manager, cosa si aspetta da questa giornata? Ma intanto noi facciamo un'assistenza tecnica sulle corse, che non pensiamo al risultato, pensiamo di far bene il nostro lavoro e poi dopo venga quello che venga. Per noi è necessario essere qua presenti ancora dopo tanti anni al Giro del Veneto. Ci hanno detto dove, come tornare. Allora è più facile. Allora, sì. Ma che vergogna. Scusa, adesso. Prego. Allora, praticamente noi siamo qua alla partenza, siamo su una pedana, cosa succederà? Succederà che la pedana è un po' stretta, comunque parte il capo squadra, parte da qua su. Gli altri tutti in fila là. Non devono, il primo che parte è il capo squadra, diciamo, e gli altri a ruota dietro. Se per caso uno di quelli laggiù dovesse muoversi un attimo prima, come è successo 15 giorni fa all'internazionale, non succede niente perché fa testo il capo squadra. Ho capito. È quello che deve partire, è il mio segnale che deve partire giusto. La prima squadra, la Overall Tre Colli, alla partenza alle ore 16. Campana imballaggi Geotex, quindi alle 16.06 Aria Cycling, 16.09 la Namod Uptiva. Presidente, innanzitutto complimenti per aver scelto il Polesine. Prima volta che cominciate a Porto Tolle? Il Giro del Veneto sì, però insomma Porto Tolle so che ha ospitato ancora manifestazioni ciclistiche, il Giro Donne qualche anno fa, il Giro del Polesine, quindi non è nuovo Porto Tolle ad ospitare il ciclismo, quindi mi fa piacere poter ritornare. Giovani sotto i 23 anni, qualche campione si sta già individuando secondo lei? Questa categoria è proprio propedeutica al passaggio poi verso il mondo dei professionisti e di conseguenza qui sicuramente c'è qualche ragazzo che sentiremo nominare nel prossimo futuro tra i professionisti. Ecco, il Veneto è ancora una fucina di grandi campioni secondo lei? Allora, per fortuna sì, abbiamo un grande movimento di base, poi trasformare questo movimento in campioni è sempre molto complicato e molto difficile, però insomma quando c'è l'attività di base e i grandi numeri la qualità sicuramente esce, non c'è dubbio. 3 minuti adesso, fermi che non faccio sentire il suono. Tutti, manca un minuto. La 1 la tua, perché nel mio c'è presidente di giuria. Partita la Overall Tre Colli. Pronta la 13 campana imballaggi Geotex alle 16.03.
Partiti! Alle 16:06. Partirà alle 16:09. La nostra diretta finisce qui, domani se volete saperne di più sulla voce di Rovigo, e che dire, sempre un'emozione, complimenti naturalmente agli organizzatori, organizzazione perfetta, sottolineare il fatto che c'è un caldo micidiale, comunque da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi, ripeto, domani le notizie, i risultati e tutto quello che dovete saperne oltre questa mia diretta sulla voce di Rovigo. Ciao ciao!